Troppo facile investire quando tutto va bene, ingiusto lasciare a casa la gente senza lavoro nei momenti di difficoltà. Questo è il monito del sindaco di Cavallino Treporti nei confronti dei due imprenditori che nella nota località balneare hanno deciso di non aprire i loro rispettivi campeggi, lasciando a casa decine di stagionali. Penso che saranno qualche 30-40 persone. Primo cittadino che apre le porte del suo ufficio comunale a quanti, tra gli stagionali rimasti senza lavoro, dovessero reclamare la sua personale mano di aiuto. Se invece non trovano lavoro, che vengano pure a trovarmi, che troveremo e faremo in maniera tale che qualcosa ci inventiamo. Ma anche lo stesso comune registra danni per i mancati introiti, visto il blocco da Covid. Il comune oggi ha un buco di 4 milioni di euro. È un buco che effettivamente ci consente di erogare solo i servizi essenziali e anche con difficoltà. L'auspicio è che la stagione, per quanto in ritardo, decolli al più presto. Cavallino, lo ricordiamo, con le sue bandiere blu e verde, è la capitale del turismo plein air per la più alta concentrazione europea di top camping, con oltre 6 milioni di presenze nel 2019 e di fatto la seconda destinazione balneare d'Italia. La partenza della stagione per noi è fondamentale perché magari corta, ma che ci sia è di imprescindibile. E poi l'altro aspetto è che ovviamente a settembre-ottobre devono esserci degli ammortizzatori sociali seri per le aziende perché possano fare investimenti e prepararsi pronti per il prossimo anno. Ci devono essere poi delle regole speciali per i bilanci delle aziende in modo tale che possano chiudere i bilanci senza perdite eccessive, con il sistema anche per affrontare la tassazione. E poi per quanto riguarda i lavoratori deve esserci una NASPI che copra come lo scorso anno l'intero periodo, non può esserci una NASPI parziale.